Buonasera, bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio dedicato all'informazione sportiva. Mirko Villanova in studio e allora le vediamo subito le principali notizie sul canale 95 di Caffè TV 24 per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, digitale terrestre canale 95, lo ripeto, ci trovate anche on demand sulla nostra web radio TV www.venetoglobe.com in modalità, come dicevo, on demand. Vediamo subito le principali di oggi. Cominciamo nel weekend, cominciamo per quanto riguarda il rugby, perché nel weekend la nazionale italiana di rugby che affronta gli All Blacks nel 15, stavo per dire nell'11, ma a rugby si gioca in 15 come saprete, nel 15 iniziale ben 10 sono i giocatori biancoverdi del Benetton ed è la prima volta che accade nella storia del rugby ed in questo caso nella storia del Benetton. Dalla panchina tra l'altro sono pronti a subentrare altri 5 leoni benettoniani. Rimaniamo a livello nazionale ma cambiamo sport dal rugby alla pallavolo in questo caso perché ricordiamo che Davide Mazzanti, ex allenatore del primo scudetto dell'Imoco Volley Conegliano e ora allenatore della nazionale femminile di volley, è in corsa per aggiudicarsi il titolo di allenatore dell'anno. Se la vedrà con Allegri, allenatore della Juventus, Maccarani, allenatore preparatore per la ginnastica artistica, Pianigiani, allenatore del basket per quanto riguarda Milano, Savoldi per il ciclismo femminile, Villa pure per il ciclismo, questa volta su pista, Bertolini per il calcio femminile e Lorenzo Bernardi per il volley per la splendida annata al Perugia Volley. Andiamo a sentire Mazzanti che abbiamo incrociato durante la gara di Supercoppa qui al Palaverde di Carità di Villorba. La prima sensazione strana al Palaverde è entrare da di qua, perché no, ero sempre entrato da di là e già entrare dall'altra parte la sensazione è strana. Credo che sarà una partita di quelle toste, come la prima di tante di quest'anno. Ne parlavo prima col presidente che loro hanno fatto secondo me un grande lavoro a mantenere il nucleo che ha vinto. Novara ha cambiato di più, però ha giocatrici in grado di giocare a volte anche sopra i problemi e i sistemi. E quindi secondo me uscirà una partita di quelle belle equilibrate. Quanto possono pesare le tossine del mondiale o l'adrenalina vale di più stasera? Ma in una Supercoppa secondo me le tossine non le sentiranno, però secondo me le ragazze hanno fatto un super lavoro e prima o poi il fisico chiederà il conto. No, un break, il conto no, ma un break perché sicuramente hanno spinto tantissimo. E al di là del fisico penso che a livello mentale sia difficilissimo mantenere sempre questi livelli, ma non è perché stasera c'è una coppa in palio, quindi andranno a 1000. Le 3 italiane in Champions League, come le vede? Cosa possono fare quest'anno? Conegliano, Novara e Scandicci. E poi sono le squadre che danno le giocatrici del roster base della nazionale. Ma la formula è cambiata e credo che siano squadre che possono fare molto molto bene. Sicuramente penso che Conegliano e Novara siano quelle più attrezzate per riuscire a fare entrambe le competizioni al massimo livello. Scandicci deve recuperare alcune situazioni fisiche per riuscire ad avere tutta la panchina, ancora Basileva non è disponibile, quindi è un elemento importante per loro e dovranno recuperarlo per essere al meglio durante la stagione. Poi il calendario ha voluto che ci siano dei derby, quindi c'è il rischio che magari qualcuno possa restare fuori, l'unico peccato è quello. Queste le parole di Davide Mazzanti che ha fatto un po' anche un riassunto di quello che è stata questa avventura mondiale e avete sentito che diceva che insomma prima o dopo un po' di calo le nazionali ce l'avranno inevitabilmente. In bocca al lupo per questo titolo di allenatore dell'anno, vedremo a chi verrà assegnato. Si ritorna a parlare di Serie A per quanto riguarda il calcio, dopo la nazionale si parla anche di calciomercato che qua
qualcuno ha avvicinato alle offerte di un Black Friday. Si parla di Ibrahimovic al Milan per 6 mesi e spunterebbe nuovamente per l'Inter Modric. La Serie A che ritorna in campo con Udinese Roma, Juventus Spal e Inter Frosinone si attacca domani. In Serie B si ritorna in campo anche qui dopo la pausa della nazionale. Questa sera primo anticipo tra Verona e Palermo. In Serie C nel girone B spicca Vicenza Sud Tirol, Rimini Virtus Verona, San Benettese Triestina e lunedì posticipo tra Pordenone e Ternana. In Serie D, 12ª giornata per quanto riguarda la Serie D, vi dicevo, con Belluno Montebelluna, Campodarsego Tamai. A Tamai si è dimesso il tecnico Luca Saccon, situazione interna per il momento a Tamai. Cartigliano San Giorgen, Charlins Musane Clodiense, Delta Rovigo Adriese, Este Union Feltre, San Donacchi Ons, Trento Arzichiampo e Bolzano Levico Terme. Andiamo in eccellenza. Nel girone B siamo alla 12ª giornata, Calvinoale Giorgione, Lia Piave Liventina che sarà seguita dalle nostre telecamere, Luparense Union San Giorgio, Nervesa Vittorio Veneto si gioca in anticipo domani pomeriggio al Gipoviani alle ore 15, Porto Mansuè Union Pro, Real Martellago Mestre, Tombolo Union QDP, Treviso Istrana riposa l'Eclisse Careni Pievegina. Per la Coppa Italia avanza soltanto il Nervesa che affronterà il Caldiero il 28 novembre, mercoledì in trasferta, e il 12 dicembre al Gipoviani di Nervesa. L'altra semifinale è Mestre Montecchio Maggiore. Andiamo in promozione nel girone D, 12ª giornata, così in campo Fontanelle Fossalta, Iulia Sagittaria Conegliano, Lovis Spresiano ZTLL Sinistra Piave, Noventa Cornuda Crocetta, Prodeco Montello Favaro, Vazzola Oppitergina, Vedelago Città di Caorle, Villorba Porto Gruaro. Lasciamo il calcio e l'appuntamento del weekend, passiamo al basket con la TVB che è in trasferta a Montegranaro contro una delle seconde del campionato e per coach Minetti la sua riunione, la sua conferenza stampa solita del venerdì pomeriggio ha gettato le basi per che vuole continuare questo trend positivo dopo le buone prestazioni singole e di squadra di domenica scorsa. Chi deve ritornare alla vittoria è sicuramente il Ponzano Basket di Serie A2 femminile. Domani sera al Palacicogna, vi ricordiamo anche il nostro streaming, potete vederlo e sentirlo anche sullo streaming della società, la pagina Facebook anche di venetoglobe.com. Ore 20 si gioca contro il fanalino di coda Albino, necessaria vittoria e 2 punti. Parliamo di volley, parliamo di Imoco Volley Conegliano che ha vinto il primo match di Champions l'altra sera contro Scandicci al tie break 3-2 per De Gennaro e compagne che hanno avuto alti e bassi durante la serata, una buona prestazione soprattutto tecnica e fisica. Sentiamo la capitana Asha Volos. Penso che abbiamo chiuso questo che è successo l'anno scorso, questa stagione è nuova cosa, quindi anche un po' nuova squadra, perché ce l'abbiamo anche qualche giocatrici nuove, quindi è un'altra squadra. Sì, oggi abbiamo vinto, sono contenta, ma perché in questa edizione di Champions le vittorie contano tanto, quindi veramente bene che abbiamo vinto. Penso che potevamo vincere per 3 punti, tipo 3-1, ma possiamo essere contente. Abbiamo lottato, avevamo anche qualche problemi durante questo weekend, ovviamente, questa settimana ovviamente abbiamo in testa questo cosa è successo con Megan. Queste cose non sono per niente facili per una squadra, ma oggi abbiamo giocato per lei e sono ancora più felice che abbiamo vinto. Quanta voglia c'è di inseguire questo trofeo che manca a Conegliano? Certo che c'è tanta voglia, no? Ma ancora ancora inizio, quindi prima partita vediamo, ogni partita ci concentriamo per il risultato e speriamo che arriviamo fino alla fine.
Era il primo tie break della stagione, quindi 2 ore di partita, avete attaccato nel quinto set con il 64%, quindi ottima condizione fisica, oltre che mentale. Sì, quindi questo significa che siamo bene fisicamente. Secondo me anche meglio per noi che già abbiamo giocato tie break, perché secondo me durante stagione saranno ancora di più quelli tie break, ma sì, siamo contenti perché anche in quinto set si vedeva che avevamo forza, cioè abbiamo corso, abbiamo lottato, quindi stiamo bene. Era la prima partita col pallone della CEV, anche per Scandicci, per carità, è cambiato qualcosa per voi? Sì, sempre cambia qualcosa, perché noi abbiamo fatto, non so, forse 4 allenamenti con questa palla. Quindi un po' diverso sicuramente, perché molte nemiche c'è tanta differenza, quindi si deve abituare e stare anche con tanta pazienza, no? Perché questa palla vola, cioè in ricezione va completamente in diversi modi. Quindi sì, dai, adesso torniamo a Molten, quindi sarà un po' forse più facile. Abbiamo finito questa intervista con Aja Volos parlando di palloni, la differenza appunto tra i palloni di campionato e i palloni di Champions. Allora, da un pallone come quello della pallavolo a un pallone ovale, che è quello del Benetton, quello del rugby. Allora, Benetton in Sudafrica, Pro 14 che va a ricominciare domani, si gioca in Sudafrica contro Cheetahs. Noi siamo collegati con la Nuova Zelanda e l'intervista al giocatore Ian McKinley. Il viaggio della squadra, anche i primi giorni qua sono stati bene, partendo dal viaggio che abbiamo fatto quasi 30 ore per arrivare dall'Italia qua in Sudafrica, quindi è stato abbastanza lungo, però siamo arrivati ben motivati per fare una bella partita. Abbiamo fatto degli allenamenti molto interessanti, quindi siamo qua, siamo soddisfatti e siamo pronti per la partita. Ieri siamo stati al Safari, che è stata veramente un'esperienza bellissima. È vero che siamo qua per vincere 2 partite, però anche è importante di guardare un po' di cultura, quindi il Safari abbiamo guardato un po' di leoni, eccetera eccetera, quindi siamo rimasti molto soddisfatti, è stata una bellissima esperienza. Per il gruppo di stare 2 settimane assieme può essere una occasione molto importante per spingere la nostra cultura, per stare assieme magari quando siamo in 25 giocatori in un paese un po' diverso dal nostro, ci può permettere di essere un po' più uniti, quindi siamo qua, siamo stretti, siamo uniti e questa è una cosa molto importante. Gli allenamenti, abbiamo fatto 3 allenamenti sul campo, oltre alle cose che abbiamo fatto in palestra. I primi 2 giorni sono stati un po' meno intenso, oggi abbiamo lavorato un po' di più sulla nostra struttura, eccetera eccetera. Ovviamente ci sono le difficoltà visto che siamo qua un po' più, la terra è un po' più alta, c'è un po' più difficoltà con l'aria, però stiamo lavorando, così questo non può essere un negativo quando scendiamo in campo, però gli allenamenti ovviamente con il clima qua non puoi perdere il possesso della palla, perché la palla è sempre non è bagnato, quindi sta andando bene. Sì, l'ultima partita con la Benetton è stata quella vittoria in casa contro i Kings, quindi è stato più di un mese, quindi non vedo l'ora di tornare in campo con i ragazzi. Fisicamente sto bene, ovviamente ho preso un paio di botte in questi mesi, però fisicamente e mentalmente sono a posto e, ripeto, non vedo l'ora di tornare in campo. Era il mediano di apertura Ian McKinley, ringraziamo la società che ci ha fornito questa intervista, il capo ufficio stampa Federico Arrigano. Bene, allora attendiamo solo buone notizie dal Sudafrica, domani si scende in campo contro Cheetahs per Benetton. A tutti voi buona serata, buon ascolto, buona visione e naturalmente ci risentiamo e ci rivediamo lunedì con il racconto di quello che è stato il weekend. Buona serata a tutti.